Che va bene. Puntata numero 4 di Dimmi qualcosa in senese. Siamo a Nervi, luogo noto per la bellezza della sua passeggiata, i parchi, ma noi ci chiediamo, ci saranno persone che parlano genovese? C'è qualcuno che parla genovese a Nervi? Niente parliamo senese che parlano a Sena, non quello che parlano a Utri o a Prao, via discorrendo. Da là che dice, Lorenzo, ti ganno a pescare. E che come si dice? Ti ganno a pescare, altre cantilene. Stiamo vendendo i cioccolatini per l'Irish, a ricerca sul cancro. Se ti vieni là e ti trovi un signore con una brochure rossa che ti conta tutti i suoi forti ciò. Quello là in fondo. Dove siamo? Niente siamo qui in giù a vedere se troviamo qualcuno che ne dice qualcosa in senese. Per contare le balle che ne tanti. Mi sono nervoso, perché non siamo più nerviesi. Siamo nervosi a modo che siamo tra te. Dove la farmacia, non so se hai visto, lì che è a casa 2700, che hanno cacciato quando hanno fatto Corso Europa, mi sono ascinte con le case lì. A mia vi soffitti, via di disegni che hanno stupendi. Chi invece queste case qui è mediamente in 2500. Chi a tutto un macolo arrivava fino a casa là con i portici. Questa è 2870. Queste miagge qui, 2500, è un corpo di guardia contro i pirati saraceni. L'altro corpo di guardia è Leo Castello che esce con lo punto lì e l'altro a Torre Gruppalo che esce a passeggiata. Ogni proprietà porta un colore e un disegno diverso. I naviganti sia quando partivano che quando tornavano dove conoscevano la sua casa. Dal barcone veniva messo in là in su con il disegno ricamo a mano per salutare l'uomo sia quando partiva che quando tornava. Perché via del commercio si chiama via del commercio, che si chiamava via al fiume, per tutti i stabilimenti che gheano. O viale de Palme, 3/4 di palazzi e alberghi, con insegnamenti che ne avevano detto da là da Ringhea, i veggi ricordava bene che in temiage de pria e in tiscoggi come nasce una pianta dove elevala, perché come cresce quei regi a spacca. I sueni non parlano quasi più, anche se gli altri in casa, quelli che ghemono in nevi o meno, che parliamo in senese. Sono di Salerno, c'ho mia moglie genovese. E in casa che cosa parlate? Genovese? No, parlo salernitano. Salernitano, lei ti risponde in genovese? Sì, non ci capisco niente. Che ne tanti senesi? E pesquei, che ne guei? Che ne tanti. E hanno tutte le maniche corte, perché pigiano così, rompono la camicia. Da Nervi, Sturla, Zena, Utri e roba varia, cangia o senese. Perché chi a Nervi, gli aranci chiamano portoghese. E a Sturla che dicono setruin. Anche i cacchi che dicono giospari. Perché ne vengono dal greco giospar. E come che diciamo a Montoggio, se vimo. Se vimo. Dobbiamo andare a Montoggio poi a verificare, Mi ho fatto a parte da Cumba, manesi per Maiana figlia. Quindi è un'attrice lei? In casa me bisogna parlare italiano, mio marito è romano, ma quando sono arrabbiata l'unica cosa che è parlo un dialetto. È più efficace. Andate a cercatela. Che siamo? Ma viene ogni tanto qualcuno che ti parla in genovese? Qualcuno sì, i signori lì di fianco probabilmente... Proviamo? Se posso parlo senese, è una lingua importante come tante altre. Ciò che vegi siamo antichi. Ran, un marotto bordosan, qui siamo tutti vegi, quindi... Marotto bordosan. Ma ran cosa significa di preciso? No, niente, è uno slang. Posso dirmi in senese? Quello che lei è signora. Oh, mondo non ne si può bene. E gente un po' meno cattiva. Sì. Mi ho 90 anni, ma hanno visto tutti i colori. Vivo qui da 2 anni, però d'origine ho famiglia Recco. Come poi parlava senese, mio nonno parlava senese e mica prova. Ma tu parli bene? Così. Va bene, bisogna praticarlo. Sono da Busalla. Noi stiamo qui tutto il giorno a parlare senese. E mi sono del Campomont. Allora lì siamo quasi parenti. Sì. Ma il figlio quando aveva 20 anni, una sera mi arriva a casa e mi dice: mia pa, da stasera mi ti se parliamo senese. Se parliamo sempre senese. Quando abbiamo un cliente davanti, con il cliente parliamo italiano. Secondo me è bellissimo. Qualcuno mi ha chiamato. Il Scipun de Futta. Dobbiamo dare una traduzione a quelli che però non sanno bene il genovese. Un'esplosione di rabbia.
Ma devote donne fanno venire uno stupore. Ma poi gli altri ormai siamo allenati, riusciamo a mantenere a calma. Ogni tanto però per sfogarsi un stupore da fotografo. Poi si fa pace. Sì, inevitabile, guai. Sai, va la guerra se no. Non te la senti manco di dirci niente? Che vi adoro, perché con tutta la gente che incontri e quelli che magari non sanno neanche cosa dirti, tipo me. Gente del Milano, dimmi una parola genovese, una bugia, in salo, iniziare. Ah sì, come proprio come Balilla. A Figge, prime volte che andavo a Zena, mi ricordo, e vedevo che lì, e dico, ma cosa vedi? Quando travagliavo avevo un con me, che pur essendo d'origine piemontese, però sta a Sestri, una volta parlando che dico, Sergio bisognerebbe fare così e così, e mi dice, Alantù, e poi da peu si sentì un parlare senese. E come dice, mi sono da Zena, ma dove ti stai andando? Vado a trovare me zio. Vuol dire, ti fidi perché un zio non esiste. Tu? Fate bene, perché è una tradizione che non si deve perdere. Allora, i milanesi non sapranno tutti parlare il genovese, ma amano talmente la Liguria nonostante voi ci trattiate in modo un po' da pesci in faccia. Nervi è più nostra che vostra. Come famo a fare che lo parla? Cosa dobbiamo fare? Non si sa, perché volevo gente così come gli altri. Dove ti vivi? Vai. Grazie. Ti vedi a parlo senese, Leo? No, devo travagliare. Ciao, ti dico qualcosa in senese. Sì, magari. Ciao. Ciao. Stiamo lavorando sulle arti marziali. Sono i bastoni del Cali filippino. Bacco filippino, bravo. Bacco filippino. Forse ti verso lei, Alta Val Bisagna, Struppa. Ma Struppa che non è di gente che parla senese. È difficile anche scrivilo. Mi sono senese, risureu, strinzo i denti e parlo ceu. Io sono cresciuta con la nonna e quindi parlavo in genovese, non era italiano. A lui altri bisogna parlare anche un po' di Un senese. po' di senese, sci di che sci e qua. Cuju o no cuju, Kinga Sud all'erbo. Ci sono diverse versioni. Ci sono due cugini, io sono proprietario di un terreno con degli alberi di mela. Tu, che sei mio cugino, mi vieni a trovare. Allora io ci ho dovuto mi allontano un attimo e sali su un albero e cominci a servirti di mele come se niente fosse. A quel punto io ti dico cugino, non cugino, ti stai appropriando di qualcosa che è mio e non è corretto, non è giusto. Possiamo dire che anche a Nervi ci sono persone che parlano il genovese e che amano questo luogo della città in una maniera incredibile. I giovani sono stati un po' sfuggenti, ma noi dobbiamo andare oltre a questo. Se non iniziamo a parlarlo, ragazzi, è poco da fare. Se c'è qualche passaggio di questo video che è poco chiaro, potete scrivercelo nei commenti o darci anche suggerimenti per fare sempre meglio. Comunque trovate in descrizione tutte le informazioni per sostenere questi progetti. E noi andiamo avanti, non ci fermiamo. Prossima puntata la facciamo in Val Polcevera.